Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri Signore Dio,
Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, tu solo puoi dare ai tuoi fedeli il dono di servirti in modo lodevole e degno. Lectura del libro del Deuteronomio. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que Yahvé vuestro Dios ha mandado enseñaros para que los pongáis en práctica en la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión, a fin que temas a Yahvé tu Dios, guardando todos los preceptos y mandatos que yo te prescribo hoy, tú, tu hijo y todos los días de tu vida, y así prolonguen tus días. Escucha, Israel, cuida de practicar lo que te hará feliz y por lo que te multiplicarás, como te ha dicho Yahvé, el Dios de tus padres, en la tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Parola di Dio. തുടരാൻ മരണം അവരെ അനുവദിച്ചില്ല. യേശുവാകട്ടെ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവന്റെ പൗരോഹിത്യം കൈമാറപ്പെടുന്നില്ല. തന്നിലൂടെ ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നവരെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കാൻ അവന് കഴിവുണ്ട്. എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്നവനായ അവൻ അവർക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധനും ദോഷരഹിതനും നിഷ്കളങ്കനും പാപികളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവനും സ്വർഗത്തിനുമേൽ ഉയർത്തപ്പെട്ടവനുമായ ഒരു പ്രധാന പുരോഹിതൻ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുക ഉചിതമായിരുന്നു. അന്നത്തെ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരെ പോലെ ആദ്യം സ്വന്തം പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയും അനന്തരം ജനത്തിന്റെ പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയും അനുദിനം അവൻ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതില്ല. അവൻ തന്നെ തന്നെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നേക്കുമായി ഒരിക്കൽ ബലിയർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo si accostò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento più importante di questo. Allora lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, è secondo verità che egli è unico e non v'è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore e con tutta la mente e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso val più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore. Gloria a te. Eccomi. Fra Maria Johan Kant. Eccomi. Fra Juan Alberto Torres. Eccomi, Fra Ilario. eccomi, Fra Bruno Pinto. Eccomi. Alberto, Fra Mario Ancam, fra Prestati Joseph. con l'aiuto di Dio abbiamo conosciuto nella vostra comunità il valore della vita consacrata. Ora ti chiediamo umilmente, Padre, di poter fare la professione solenne in questa famiglia dei frati scalzi della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, a nome di Dio e a servizio della Chiesa. Rendiamo grazie a Dio. Nel suo grembo, ella non poteva resistere e andava in fretta ad aiutare sua cugina Elisabetta. Se rivolgiamo uno sguardo al mondo di oggi, troveremo un amore di questo genere. Perché queste guerre in Bosnia, Ruanda, Burundi, Zaire e tante altre nazioni manca loro un insegnamento di amore? Certamente no, perché tanti di questi paesi sono cattolici. In quante famiglie di oggi troviamo un amore altruista? Il divorzio sta aumentando nella società. I bambini sono trascurati dai genitori. Madre Teresa di Calcutta in uno dei suoi discorsi diceva:
Il nostro mondo soffre più per mancanza dell'amore che per la povertà. Care sorelle e cari fratelli, 5 clerici carmelitani sono pronti davanti a noi a offrire se stessi a Dio e per il servizio del prossimo per tutta la loro vita, prendendo 3 voti religiosi. Con la consacrazione religiosa loro vogliono seguire Cristo casto, povero e obbediente. Attraverso il voto di obbedienza essi rinunciano alla libertà personale e si sottomettono alla legittima autorità per conoscere ed eseguire la volontà di Dio. L'obbedienza è soprattutto ingresso nelle cose del Padre, capacità di portarle a compimento. Attraverso la povertà essi porranno tutto, i doni personali, i beni materiali, il tempo, tutta la vita, a disposizione della comunità e dei bisognosi. Si identificano con Cristo rompendo la sicurezza del potere, di possedere e superano la tentazione del materialismo. Vivere in povertà significa positivamente sentirsi presi e presieduti dal desiderio di Dio e spendersi totalmente per altri. Attraverso il vuoto di castità, essi rinunciano all'amore coniugale per essere veri fratelli e sorelle di tutti. Essa infatti libera il cuore dell'uomo, così da accenderlo maggiormente di carità verso Dio e verso tutti gli uomini e per conseguenza costituisce un segno particolare dei beni celesti. E voi, fratelli miei, fra Hilary, Prasad, Bruno, Mario Giovanni e Alberto, che siete pronti per fare la vostra professione, notate tutto questo e ciò che significa questa professione. Sia la vostra prossimo perché non io. Amen. Fratelli carissimi, voi siete già morti al peccato e consacrati a Dio mediante il battesimo. Volete ora consacrarvi più intimamente a Lui con il nuovo e speciale titolo della professione solenne? Sì, lo voglio. Volete con l'aiuto di Dio abbracciare per sempre la vita di perfetta castità, obbedienza e povertà che fu scelta da Cristo Signore e dalla sua Vergine Madre? Sì, lo voglio. Volete impegnarvi costantemente a seguire il Vangelo ed ad osservare la regola e le costituzioni dei frati scalzi, della Beata Vergine Maria e del Monte Carmelo, per giungere alla perfetta carità verso Dio e verso il prossimo? Sì, lo voglio. Volete con la grazia dello Spirito Santo e con il soccorso della Vergine Maria, patrona dell'ordine, dedicare generosamente tutta la vostra vita al servizio del popolo di Dio con la preghiera assidua e l'azione apostolica? Sì, lo voglio. Dio, che ha iniziato in voi quest'opera buona, la porti a compimento fino al giorno di Cristo Signore. Amen.
Fratelli carissimi, preghiamo Dio Padre Onnipotente perché benedica questi suoi figli che Egli ha chiamato a seguire Cristo nella famiglia del Carmelo e per intercessione della Vergine Maria li confermi nel loro proposito. Inginocchiatevi. Io, fra Achille di Cugna, di San Giuseppe, per vivere fedelmente in unione con la Vergine Maria, nell'ossequio di Gesù Cristo, davanti ai miei fratelli, nelle tue mani, fra Charles Ferraro e Gesù Bambino, per sempre faccio voto a Dio di castità, povertà e obbedienza, secondo la regola e le costituzioni dell'ordine dei frati scalzi, della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Mi dono con tutto il cuore a questa famiglia iniziata da Santa Teresa, affinché con la grazia dello Spirito Santo e l'aiuto della Madre di Dio, nella perenne orazione e nell'azione apostolica al servizio della Santa Madre Chiesa, raggiunga la carità perfetta e glorifichi in eterno la Trinità Santissima. Io, sacrostate Giotto nelle biblioteche di Madre di Dio, per vivere fedelmente in unione con la Vergine Maria, nell'ossequio di Gesù Cristo, davanti ai miei fratelli, nelle tue mani, lasciate raso di Gesù Bambino, per sempre faccio voto a Dio di castità, povertà e obbedienza, secondo la regola e le costituzioni dell'ordine dei frati scalzi, della Beata Vergine Maria del Carmelo. Io conosco
Santa Madre Chiesa, e glorifichi nel nostro. Io ho trovato dello Spirito Santo per vivere fedelmente in unione con la Vergine Maria nello Spirito di Gesù Cristo. Davanti ai miei fratelli, nelle tue mani, crociata per la vita del bambino, per sempre faccio voto a Dio, di castità, povertà e obbedienza, secondo la regola dell'ordine dei santificati, della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Mi dono con tutto il cuore a questa famiglia iniziata dalla Santa Teresa, affinché con la grazia dello Spirito Santo e l'aiuto della Madre Dio, nella perenne passione e nella cura, a servizio della Santa Chiesa, allunga la Santa Chiesa e glorifica